ti sta divertendo un po' troppo, frate. Vedo la riva e la spiaggia piena di gente, tante vittime per i nostri quiz di oggi. Jaire, ma sei la solita predatrice? Nessuna pietà. Amici di Playa Bonita, scappate finché siete in tempo oppure restate per dire la vostra. Chiudi gli occhi, dimenticati tutti i pensieri. Qual è stato il bagno più bello che hai fatto nella tua vita? Adesso lo andiamo a chiedere in giro. Sono stato 50... Rientriamo. Ah? Rientriamo. In che senso? Si faccia un altro tuffo. Io ora vuole che rientro? No, sono uscito ora dall'acqua. Che tuffo ha fatto? No, io non ne faccio tuffi, io faccio nuotate. Direttamente sto quasi un'ora e passo dentro l'acqua. È un'abitudine che ha sempre avuto? È da un anno che ho iniziato l'anno scorso a giugno e non ho finito mai di nuotare. Anche in inverno io nuoto dall'altra parte. Alla casa qua? No, io non ho la casa, però io sono asciutto che sono un liguriano. Anche d'inverno? Anche d'inverno, con l'acqua a 13 gradi. Dove hai fatto il bagno più bello della tua vita? A San Lorenzo, Marzamemi. Bello. Perché? L'acqua è limpida, molto. Sembra di stare in una piscina. A San Lorenzo Marzamemi. San Lorenzo. E con chi eri quel giorno? Con i miei genitori. Ok, te lo ricordi più per il mare cristallino o per la compagnia che tu hai avuto? Entrambi, perché è anche un ricordo di infanzia. Come mai questa tradizione, se vogliamo chiamarla così? Non è una tradizione, è Un'abitudine? Neanche un'abitudine, è una cosa che uno si deve sentire di fare. Perché giustamente stare immersi nell'acqua a 13 gradi, io penso che qua forse sono pochissime le persone. Come riesci a entrare con l'acqua a 13 gradi? Una questione mentale, è una questione proprio mentale, perché giustamente io sento dire ma l'acqua è come l'acqua, e non posso dire che è calda, a 13 gradi non è l'acqua calda giustamente, però mi immergo, poi mi metto a nuotare, arrivo fino a qui sotto qua e poi d'inverno Pure con la pioggia? Con la pioggia è capitato qualche volta con la pioggia, però no. D'inverno? D'inverno. Oltre San Lorenzo quale spiaggia preferisci? Quelle delle mie zone, quindi Marina di Ragusa. Dove possiamo andare? Marina di Ragusa. E che spiaggia c'è a Marina di Ragusa? Se io ci volessi andare dove vado? La Ola Beach. La Ola Beach? Sì. Me lo consigli? Molto. L'acqua cristallina? Sì, c'è il McDonald's vicino. Allora non ci vado. No. Se sei a dieta come fai? Niente. Capito? Però i fulmini no, Meno male. Però con il mare tipo in tempesta, no? Che quando c'è un mare proprio che non si può entrare, no. Io personalmente non entro a nuotare. Però quando c'è il mare che uno può entrare, può uscire, sì. Mandiamo un messaggio a Playa Bonita. Venite qui a farvi una bella nuotata, a prendere il sole. Anche a dicembre. Ma anche tutto l'anno. Perché il mare è vita, io mi sento bene, io faccio nuototerapia. Io non vado in palestra a fare pesi, cose, io mi butto a mare. Se tu sei stata a Catania, Sì. cosa preferisci tra playa e lungomare? Lungomare. Perché? L'hai detto tutta convinta? L'acqua è migliore. Alla playa non mi piace. Non ti piace? No. Ci fermiamo qua. Sì, non commentiamo. Mandiamo un messaggio, un saluto a Playa Bonita e un messaggio principalmente. Fatevi tanti bagni e godetevi l'estate. Anche l'inverno, anche la primavera. Sì. Ciao. Ciao. Ciao a tutti i telespettatori di Bonito. Un Grande. bacio e abbraccio da White Shark. Venite qui. Il 20° compleanno è un traguardo importante. Per un buon compleanno che si rispetti bisogna festeggiare al meglio. Per questo il 100° ha organizzato un gioco, o meglio una sfida: indovinare quanto pesa la loro shopper per poi vincerla ed avere comodamente a casa la busta del 100°. Andiamo a giocare. Se indovina quanto pesa questa busta del 100° se la porta a casa. 1,8 kg. Come fate? È la seconda persona che ha indovinato al primo colpo. Ha vinto! Mi dia la fossetta. Arrivo! Allora, se indovini il peso di questa busta, il 100° ti regala la sua shopper in onore dei suoi 20 anni.
6,73. Ah, no, il suono ci mancherebbe, diciamo, in televisione quando pesa. Ma vediamo se ci riesce. Il centesimo compie 20 anni, 20 anni d'apertura, e se lei indovina quanto pesa questa busta, se la porta a casa. A lei. Se vuole può guardare cosa c'è dentro. 1,3 kg. So 2 tentativi. Non spari troppo in alto, comunque sono poche cose. Ma 800? Quindi meno di 1 chilo? 950. Gliela abboniamo perché Un un chilo è stata brava. Le passiamo subito la shopper del centesimo. Grazie. Le do un secondo tentativo, un pochino di più. 1 chilo, 1,8 kg. Ha indovinato, gliela abboniamo, è 1,9 kg, quindi 2 kg, però ha indovinato, gliela abboniamo perché è stato bravo. Bravo e simpatico. In occasione del 20° anno di attività del centesimo stiamo facendo questo gioco e se indovina il peso di questa busta vince la shopper. Può guardare anche cosa c'è dentro così magari fa un'idea. 5 kg. Basso? No. Hai un'altra opportunità. Ti dico che dentro c'è un barattolo di marmellata, dei succhi di frutta, un pacco di patatine e delle gallette di riso. Quindi ci sono cose pesanti e cose un po' più leggere. 2 Vediamo l'aiuto da casa. kg però. 2. Quanto? 2. Ha indovinato anche se l'aiuto ci stava pensando. Consegna la nostra valletta la... No, 2. 2. Ho fatto a spesa tutto giorno, lo so. 930 grammi. E l'abboniamo perché è 1 chilo e quindi ha indovinato Alberto la shopper, per favore. Era 1 chilo però, giusto? Perché l'ha azzeccata? 930, 1 chilo ci sta, giusto? Ok, sì. Siamo sempre là. Ringraziamo il centesimo E ringraziamo il centesimo. e buona estate. A voi. Ciao. Lo ringraziamo. centesimo, grazie. Sì, la prossima volta mette le cose là dentro. Grazie. Ecco a lei la shopper del centesimo che ringraziamo. Grazie a un centesimo. Al centesimo. E salutiamo gli amici di Playa Bonita. Playa Bonita, a tutti quanti. Sì, bellissima. Le piace? Ringraziamo il centesimo. Grazie al centesimo. E salutiamo gli amici di Playa Bonita. Vi salutiamo, Playa Bonita. Grazie. Ed ecco a te la shopper del centesimo che ringraziamo. Va bene, grazie mille. Ciao. Ciao. Amici di Playa Bonita direttamente dalle piste delle serate estive per raccontare, ma piace di più la musica italiana o la musica internazionale? Da quello che vediamo dietro, la musica italiana a spaccare. Perderti nel bosco, che per un posto fisso. Ma in estate, meglio la musica italiana o la musica internazionale per le serate? Internazionale. Internazionale, allora perché sei venuta qua, scusa? Perché poi attacca la sala hip hop. Principio di poesia internazionale. Come internazionale? Allora perché siete qua a cantare? No, indie sempre, musica italiana. Quindi al primo posto musica italiana? Certo, sempre. Al secondo? Internazionale. Cioè, devi andare d'accordo, E poi non sbagliare. Ah, ecco, c'è il trucco. E l'italiana? L'italiana dipende, l'indie ci sta sempre. Quella si ascolta tutte le ore. Certo, infatti il Gravità non morirà mai per questo. Quante cose che non puoi sapere. E la mattina? No, la mattina caffè, cerea e si va al lavoro, niente musica. Niente musica. In spiaggia? In spiaggia assolutamente musica, non importa se disturba gli altri, assolutamente. Quindi là sempre, la musica non può mancare. Sempre, non importa. Insieme. Ragazze, musica italiana o musica internazionale? Internazionale. Scusa, ma qua si parla italiano. E a me piace tutto. Mi piace tutto e quindi vabbè. Internazionale. Internazionale. Quindi internazionale al primo posto? Ah? Internazionale al primo posto? Sì. È partita. Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita.
Ciao amici di Playa Bonita. Questo ventaglio, ragazzi, è meraviglioso. Vai che serve. Vai, che va bene così, eh. Sì, perfetto. C'è un principio e vedi. Nel mezzo, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao Playa Bonita! Si sa, l'estate è fatta di alcol, spensieratezza, serate. E io mi chiedo una cosa, ma vi siete mai ubriacati così tanto da non ricordare più nulla quella sera? Adesso lo andiamo a chiedere in giro. Vi siete mai ubriacati così tanto da non ricordare più nulla? Sì. Cioè, tipo, secondo me è giusto ubriacarsi, ma senza sboccare. Se sbocchi hai perso. È tipo un gioco, hai perso. Ok, la domanda è perfetta. Hai mai bevuto tanto da non ricordare nulla? Allora, da non ricordare nulla no, però da non ricordare alcune cose sì. Cioè che mi mancavano dei passaggi, tipo. Oggi hai bevuto tanto? No. Secondo me invece io mi ricordo a tratti, però sboccare serve per riconciliarsi, per ritornare meglio. Quindi è importante sboccare, così ritorni sempre al top. Ma non ubriacarsi non sarebbe meglio? Chiedo. Sì, ma qualche volta ci sta perché è anche divertente. Nel senso... Se non vomiti. Sì, se non vomiti, se no perdi. No, però tipo è giusto, cioè bisogna ubriacarsi, ma cioè bere ma responsabilmente. Cosa ricordi di oggi? Tutto. Ricordo tutto, ho bevuto 2 calici di vino, 4 sciottini e mezzo cocktail. Ti ricordi che prima abbiamo fatto il video e l'ho pubblicato? Certo che me lo ricordo. Ah, che l'hai pubblicato no, però che abbiamo fatto il video nel Cines non me lo ricordo. Ma non è vero, stavo scherzando. Stavi scherzando cosa? Che l'abbiamo pubblicato? No, non si pubblica così velocemente, queste cose le capisco. No, l'abbiamo fatto prima. No, non è vero, mi stai prendendo per il culo. Secondo me io sono uno che beve, però secondo me bere un po' non ti ubriachi sempre, quindi anche ma cosa bevete? Io bevo del Gran Montenegro e Coca-Cola, di Bologna, Montenegro, quindi... Sì, Montenegro è buono, anche la birra, perché ha meno percentuale di alcol, quindi la puoi bere anche nei pasti, è buona. Oggi quanto avete bevuto? Siamo in vacanza, quindi stiamo bevendo da un po', tanto. Un po', però non troppo, cioè... Quanto non capisci da 1 a 10? No, non capisco 1, 2. Cioè, sono ok, a posto. Sì, ormai 3. Ok, lo sai che è un'intervista, siamo in TV. Sì. Vabbè, un ricordo bello di quando hai bevuto tanto? Quando ero in serata con le mie amiche alle Olie. Lei è una di loro, vieni. Ti chiamano? Lei è la mia migliore amica, mia sorella Agnese. Sorelle? No, come se fosse. Gemelle, sorelle, amiche? No, non siamo sorelle, come se fosse. E altre 2 che si chiamano Miriam e Nur che menzioniamo. E la Miriam la scorsa volta. La Miriam non c'era lì, pari. Ah, ok. Qual è il vostro drink preferito? Allora, se sono in serata, quindi in discoteca, ti dico di saranno Red Bull, Jäger e Red Bull o Gin Tonic. Se no, Porno San Martini. Se no, se sono seduta, tipo alle 7 del pomeriggio, Ugo Spritz. Possiamo salutare Playa Bonita? Certo, forza Playa Bonita, sempre. Forza Playa Bonita nel cuore. Grazie ragazzi. Andiamo un messaggio a chi ci segue e un saluto a Playa Bonita. Ragazzi, un saluto a Playa Bonita. Bevete responsabilmente, però divertitevi. Divertitevi. Ora mi va a offrire un cocktail. Ora 2 cocktail. Me l'ha promesso per queste 40. Una, me l'ha promesso. Ciao. Flazio Domains è l'applicazione di Flazio che ti permette di creare la tua identità digitale in maniera semplice, veloce e sicura. E questa sera andremo a chiedere alle persone quale attività aprirebbero. Andiamo a scoprirlo insieme. Flazio Domains è l'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio in maniera semplice e veloce. Se tu dovessi creare la tua attività come personal trainer e pubblicizzarla, come la chiameresti? Come la chiamerei? Lo sport e salute.
Lo sport è salute, ma faresti un logo o metteresti la tua immagine? Direttamente la mia immagine. Vorrei dire, bisogna mostrare. Allora senti, guarda. Così è normale. Giustamente è normale. Allora guarda, Sempre, ma quasi sempre. adesso controlliamo attraverso l'applicazione di Flazio. Flazio Domains è l'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio in maniera semplice e veloce. Se dovessi creare la tua attività come trading online, quindi far guadagnare alle persone con questo lavoro online, come la chiameresti? Col mio nome e cognome per farmi conoscere di più, ovviamente. Può essere una cosa banale, però leggendo nome e cognome vanno ad informarsi le persone, a vedere chi è la persona, a vedere se è una persona che può essere affidabile anche chiedendo in giro. Questo è quello che faccio io comunque online. Quindi nome e cognome lo possiamo dire? Commesso Pietro. Fantastico. Controlliamo subito, vediamo se... Flazio Domains è l'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio in maniera semplice e veloce. Se tu dovessi aprire un negozio di articoli sportivi, come lo chiameresti? Correre in salute e stare bene. Per stare bene. Quindi correre in salute Per stare bene. per stare bene. Beh, ci sta, è sensato. Allora, controlliamo subito. Può vivere senza sport, secondo me. Sport e vita. Qualunque sport fa. Allora, controlliamo insieme. Senti, allora, abbiamo controllato. Facciamo un piccolo spot per la tua attività, che si chiama? Si trovava in testa Giovanni Arena che La sei dimenticato. Calisthenics. Abbiamo cambiato il nome. Dobbiamo fare un'altra verifica, la facciamo un altro giorno. Senti, salutami gli amici di Playa Bonita. Ciao a tutti. Abbiamo controllato. Ragazzi, lancia un piccolo messaggio per la tua nuova attività. Ragazzi, non abbiate mai paura, e dico mai paura, di perdere i vostri soldi e di rischiare qualcosa, perché questa è quella che avevo anche io, che mi ha portato ad avere grandi risultati veramente non dico in pochi mesi, però dopo un po' di mesi ho perso soldi perché sono stato truffato, però ragazzi non abbiate mai paura di farlo. Ci vuole coraggio. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Ragazzi, io vi saluto a tutti quanti. Allora, abbiamo controllato. Piccolo spot per la tua attività che si chiama? Correre in salute per stare bene. Ragazzi, mi raccomando, ci contiamo. Un saluto. Viva Playa Bonita, buonasera a tutti. Nessuno si sa è perfetto, ognuno di noi ha quell'abitudine o modo di fare strano che farebbe scappare proprio chiunque. Andiamo a scoprire quali sono le red flag delle persone presenti qui questa sera. La tua più grande red flag? Probabilmente non rispondo e quindi magari la gente pensa che tipo non mi interessa. Ma non rispondi alle chiamate che magari sono più ai messaggi nelle chiamate, proprio niente. Però non sempre, cioè secondo me bisogna essere liberi. Ragazze, la vostra più grande red flag, che sia in amicizia, in amore, quell'atteggiamento che avete sbagliato, che vorreste cambiare ma fa parte del vostro carattere. Allora, penso il fatto che sono overthinking, quindi penso troppe cose nello stesso momento e soprattutto quando c'è una situazione particolare, diciamo che inizio ad essere insopportabile, cioè proprio inizio a rompere le scatole in una maniera assurda e quindi forse questo può dare fastidio. La tua più grande red flag? Ma la mia più grande red flag è che ho il telefono sempre scarico. Irraggiungibile. Irreperibile. Però non posso crederci, io ti mando un messaggio, al giorno d'oggi siamo sempre tutti col cellulare in mano, non mi rispondi mai. Hai ragione. Ecco, questa è una mia grandissima pecca, quello sì. Perché non lo fai? Perché non mi rispondi? Cosa fai durante la giornata? Probabilmente non mi interessa abbastanza allora. Allora è vero. Allora è vero. Non sì. è che la gente pensa che un po' di... Ok, però un pochettino di piccantino ci sta, non è che possiamo sempre essere così molto... Non esageriamo a parlare troppo. Cioè. Esatto. L'accettazione è la prima fase fondamentale. La tua red flag? Io sono molto lunatica, esageratamente, e un altro mio lato negativo è scordo la qualsiasi cosa, quindi sia in amicizia che in amore ho tanti problemi riguardante questo. Io invece credo che tu a questo punto sia l'amica perfetta per quanto riguarda l'amicizia, perché vengo a raccontarti un segreto, mi dai il consiglio e poi lo dimentichi. Sì raga, scusa, sempre
Dipende, perché le cose importanti se le scorda e quindi è un poco difficile, diciamo. Anche cose personali, generalmente tipo, è un po' grave come cosa, ci devo lavorare. Un po' come Dori. Sì, infatti mi hanno questo soprannome. T'ho azzeccato. Come fai al giorno d'oggi ad avere sempre il telefono scarico? Non ho tempo per caricarlo. Sei un ragazzo impegnato. Abbastanza. Quindi questo telefono scarico crea problemi all'interno delle relazioni? Proprio, completamente, quindi devo trovare una soluzione a questo. Dobbiamo trovare un caricabatterie. Esatto. Te lo regalo io, che cellulare hai? Scusami, te lo compro. L'iPhone 16. Lasciami il contatto che ti procuro un caricabatterie, va bene? Grazie. Ma vorresti migliorarlo oppure questo lato di te un po' misterioso ti piace? A volte sì, a volte no. Però sì, lo vorrei migliorare. Ma lo facciamo un saluto a Playa Bonita e a tutte le persone che non rispondono? Ok, ciao a Playa Bonita e mi raccomando rispondete a tutti perché è giusto così. Un saluto a Playa Bonita. Una buona serata a Playa Bonita. Ragazze, un saluto a Playa Bonita. Ciao! Non è sempre tutto leggero come una notte in discoteca. A volte c'è bisogno di fermarsi, di guardarsi dentro e ammettere le proprie fragilità. Oggi ci avete regalato i vostri pensieri più veri, quelli che fanno riflettere. Da Playa Bonita è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata.